io compro siciliano. Noi cuciniamo, cioè, però senza i prodotti che ci date a noi. Cioè... In America funziona al contrario, chi riesce ad andare in America ringiovanisce, giusto o no? Ma veramente in America si becchia perché si lavora troppo, no? Non lo so. Lasciamo questo argomento per un altro giorno, via. Assolutamente. E quindi abbiamo avuto il piacere, al di là del piacere di averti, e ti ringraziamo, lo dico a nome di tutti, come se parlassi per loro, di essere venuto oggi, di essere qua, che per noi è un'esclusiva, e volevamo anche omaggiarti con questa bellissima torta, con questo bellissimo logo che è realizzato dalle mani di Elisabetta. Wow. E quindi tanti auguri. E come si usa nelle migliori tradizioni, dobbiamo cantare il tanti auguri. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Celestino, tanti auguri a te. Grazie. Grazie, lacrime negli occhi, grazie. È il minimo. Che bello, che E ora bello. giuro che la tagliamo, non lo so se ci basta per tutti, ma l'importante è il gesto. Anche se col ditino, come si dice una volta, basta per tutti. Ma Grazie è la nostra forza. Abbastare. Dice la casa capo quanto vuole un pagione. Si usa in America questa frase. No? Noi la usiamo. Quanto vuole pagione. E quindi quanto vuole pagione. Grazie. Esatto. Poi dobbiamo fare una foto. E grazie, con l'occasione io ringrazio ognuno di voi e ringrazio perché noi, e lo dico sempre al plurale, abbiamo bisogno di fare sempre squadre, abbiamo bisogno di supporto, abbiamo sempre bisogno di gente che crede nelle potenzialità, come ci racconta tantissimo Celestino, di questa terra, ma che le potenzialità diventino fatti, perché di potenzialità non si cala né la passa né niente. Quindi abbiamo bisogno più gente come voi, cioè a fare... Cioè, i prodotti ci sono, le idee ci sono, i terreni ci sono, ci vuole gente come voi a presentarli, a farle conoscere, a portarle a giro con passione, con amore, che ce l'avete, capito come ce l'hanno tutti i produttori, fa proprio piacere vedere questo, è veramente un piacere vedere questa associazione, cioè, è come un traguardo che state facendo, ci dobbiamo arrivare lì, dobbiamo essere con i prodotti che abbiamo, la gente deve parlare dei prodotti siciliano come il numero uno al mondo, perché questa isola ce l'ha offerta, cioè non abbiamo fatto niente, i terreni ci sono, quello che facciamo per ora praticamente è quello che fate voi produttori, praticamente portarlo ai nostri tavoli. Noi, come dicevo prima, noi cuciniamo, cioè, però senza i prodotti che ci date a noi, cioè chi siamo? Siamo bruciapadelle, ecco. Sicché se non era per questi prodotti che ci date a noi nelle mani per farci diventare, diciamo, i piatti nostri importanti e gustosi e tutto, no, noi siamo dei strumenti di comunicazione fra produttore, terra, ingrediente praticamente, e il cliente, che ci vuole anche quello lì che dopo che li consuma e che deve pagare. E che li deve proprio pagare. E come abbiamo detto più volte, visto che di mattonelle ne abbiamo parlato, e devo dire, per chi non lo sa, abbiamo lanciato le 100 mattonelle del Made in Sicily a figure che rappresentano in maniera eccellente questo amore per la Sicilia, perché è proprio l'amore. La prima mattonella l'ha ricevuta Celestina, le mattonelle sono disegnate dalle mani, fa vedere le mani, di Elisabetta ormai, ma sono un po' le mani di tutti, le mani del produttore, di colui che coltiva, e quindi costruiremo con tutte queste mattonelle un grattacielo del Made in Sicily. Ci dobbiamo riuscire. Io quella numero uno non ve la ridò indietro per costruirla, me la tengo a casa. Certo. Anzi, ho detto all'architetto, sto facendo casa qui a Capodorlando, proprio quanto di lasciare uno spazio, la deve incorniciare, c'è una cornice, e tenerla proprio in cucina qui che stanno facendo, di tenerla lì come cosa. Grazie e grazie a tutti.